La grande purificazione secondo le rivelazioni dei mistici. Salve a tutti carissimi. Ecco quanto i mistici hanno rivelato circa il periodo della grande purificazione che pare stia per iniziare. Ecco quanto rivelato dalla Madonna a Madre Mariana de Jesus Torres a Quito, Ecuador, nel 1600. Satana ha il permesso di tentare il mondo per circa un secolo, attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali. Le sette tenderanno a penetrare con grande astuzia nel cuore delle famiglie e distruggeranno persino i bambini. Il diavolo si farà gloria di nutrirsi con perfidia dei cuori dei bambini. L'innocenza dell'infanzia quasi scomparirà. Così si perderanno le vocazioni dei religiosi e questo sarà un vero disastro. Molte anime consacrate trascureranno i loro doveri e si allontaneranno dalla via segnata per loro da Dio. Satana avrà il controllo di questa terra attraverso gli errori di uomini senza fede, i quali, come una nuvola nera, oscureranno il cielo della Repubblica consacrata al Sacro Cuore del mio Divino Figlio. Questa Repubblica, avendo consentito l'ingresso di tutti i vizi, dovrà subire ogni sorta di castighi, tra i quali ci saranno pestilenze, carestie, lotte fra le persone e gli stranieri, che indurranno un gran numero di persone all'apostasia e alla perdizione. E per disperdere queste nubi nere che nascondono il giorno chiaro della libertà della Chiesa, ci sarà una formidabile e terribile guerra nella quale scorrerà il sangue di molte persone, anche e soprattutto di religiosi. Quella sarà la notte più orribile, perché sembrerà all'umanità che il male abbia trionfato. E allora la mia ora sarà giunta per detronizzare l'orgoglioso Satana in una maniera sorprendente, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali, liberando così finalmente la Chiesa e la nazione dalla sua crudele tirannia. Questo apparente trionfo di Satana porterà enormi sofferenze ai buoni pastori della Chiesa. Ecco cosa scrive la beata Anna Caterina Emmerich, vissuta nel 1800. Nel centro dell'inferno ho visto un abisso buio e dall'aspetto orribile, e dentro di esso era stato gettato Lucifero dopo essere stato assicurato saldamente a delle catene. Dio stesso aveva decretato questo e mi è stato anche detto che egli verrà liberato per un certo periodo di 50 o 60 anni prima dell'anno di Cristo 2000. Mi sono anche state date le date di molti altri eventi e so di per certo che un certo numero di demoni dovranno essere liberati molto prima di Lucifero, in modo che tentino gli uomini e servano come strumenti della vendetta divina.
prima che giunga il regno della risurrezione e della pace, bisogna che Satana regni pienamente come un sovrano. Egli dominerà tutto. Quando avrà conquistato tutto, quando avrà rimosso ogni ricordo della fede, fatto scomparire i santi templi, rovesciata l'immagine di Gesù e la croce di Cristo, il suo regno non durerà a lungo, ma giungerà a questo completo trionfo e vi arriverà tramite degli odiosi modi di agire. Ecco quanto disse la Madonna Teresa Musco nel 1951. Sappi, figlia mia, che Satana regna nei più alti posti. Quando Satana giungerà alla sommità della Chiesa, sappiate che allora riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati e quello sarà il momento in cui essi interverranno con armi potentissime con le quali sarà possibile distruggere gran parte dell'umanità. Ecco quanto rivelato da Gesù ad una suora italiana nel 1968. Ah, se il diavolo potesse, ti brucerebbe il manoscritto. Attenta. Egli sopporta male il desiderio che ha il Signore di voler rovesciare sul mondo le cateratte di una più abbondante misericordia e si impegnerà fra Dio e il demonio una lotta tremenda che farà pensare a ciò che si è predetto sull'Anticristo. Però non è l'Anticristo. Questo tempo è ancora molto lontano. Dio non distruggerà il mondo, ma lo rinnoverà, e in questa lotta debbono molto impegnarsi i buoni. Ecco quanto detto a Gesù a Monsignor Ottavio Michelini il 2 novembre del 1975. Attualmente Satana è convinto di avere la vittoria in pugno. Perciò, non senza drammatiche e orribili convulsioni, mollerà la sua preda, l'umanità contagiata dal suo male che è la superbia e la presunzione. La battaglia ora in atto è la più grande, dopo quella combattuta da San Michele e dalle sue schiere contro le potenze ribelli. Molte grandi battaglie si sono combattute nei secoli, ma nessuna di esse è paragonabile alla presente, nella quale sono coinvolte nazioni e popoli di tutto il mondo. Pregate molto per i sacerdoti, perché Satana sta penetrando in profondità e cerca di distruggere la Chiesa, ma i suoi tentativi saranno vani se vi convertirete. Ora che Satana è libero dalle catene, dovete consacrarvi al cuore immacolato di Maria e al mio sacro cuore. Satana si sta impadronendo di tutta l'umanità e ora sta cercando di distruggere la Chiesa. Non permettetelo, aiutate il Santo Padre. Satana sa che il suo tempo sta per finire e che Gesù sta per intervenire. Aiutatemi, vi prego.
non fate intervenire mio figlio Gesù, perché io, vostra madre, voglio salvare tantissime anime e portarle da mio figlio e non lasciarle a Satana. Figli miei, le tenebre di Satana stanno oscurando oramai tutto il mondo e stanno oscurando anche la Chiesa di Dio. Preparatevi a vivere quanto io avevo svelato alle mie piccole figlie di Fatima. Cari figli, dopo i dolorosi anni di tenebre di Satana, ora sono imminenti gli anni del trionfo del mio cuore immacolato.